sono Alessio Fornasin e coordino, assieme ad Andrea Guaran e Gianpietro Zaccomer, l'Officina Demografia e Territorio di Cantiere Friuli. Quest'oggi vi voglio presentare il volume, il quaderno della nostra officina che è appena stato pubblicato dalla casa editrice Forum. Il volume si intitola Nuove comunità, al plurale. Cosa significa nuove comunità? Beh, i volti della migratorietà in Friuli Venezia Giulia, che è il sottotitolo del volume, spiega l'argomento di cui si parla. Nuove comunità al plurale perché gli stranieri che vivono nella nostra regione, circa 100.000, così come quelli che vivono nel nostro paese, oltre 5 milioni, non sono un gruppo di persone connotato da caratteristiche simili, con comportamenti simili o con culture simili. Provengono da tanti paesi diversi, circa 100 i paesi da cui provengono gli stranieri che vivono nel Friuli Venezia Giulia. Questi stranieri quindi, a seconda della loro provenienza e a volte anche a seconda delle regioni di provenienza dei diversi stati in cui vivevano, formano delle comunità che sono connotate da caratteristiche, in questo caso sì, simili, in quanto a lingua, in quanto a religione, in quanto ad aspetti, così più genericamente, se vogliamo, culturali. Quando parliamo quindi di stranieri, e anche degli stranieri che vivono nella nostra regione, dobbiamo pensare quindi a decine di comunità diverse, a centinaia di comunità diverse. Queste comunità hanno anche, oltre a queste caratteristiche che le rendono simili e coese al loro interno, hanno anche dei rapporti particolari, dei rapporti speciali con la società che li ospita. Quindi in questo volume noi tratteremo dell'immigrazione, degli stranieri che vivono nella nostra regione, non come un gruppo omogeneo, ma come tanti gruppi con le loro peculiarità. Il volume raccoglie 5 diversi lavori. Nel primo lavoro, che è stato scritto da Roberto Costa e che si intitola Il Friuli Venezia Giulia e le migrazioni da e verso l'estero nel XXI secolo, traccia, diciamo così, il quadro generale dell'emigrazione. Roberto Costa lavora per l'Istat nella sede territoriale del Friuli Venezia Giulia. Quindi, diciamo, chi meglio di lui può tracciare un quadro generale sia dei flussi migratori, sia delle caratteristiche delle migrazioni nella nostra regione, sia anche di quelle che sono le caratteristiche dei giovani friulani che adesso, molto numerosi, stanno lasciando la nostra regione per trasferirsi all'estero. Diciamo che questo lavoro permette di tracciare, diciamo così, il quadro generale entro cui si inseriscono le puntate, diciamo, più particolari dei lavori che seguono. Un aspetto molto importante che all'interno di questo volume è costituito, diciamo, da 2 articoli che trattano la scuola e l'istruzione. Il primo di questi lavori, di Fabiana Fusco dell'Università di Udine, si intitola Verso un'educazione plurilingue, riflessioni sulla diversità linguistica fuori e dentro la scuola. Quindi tratta, diciamo, dei giovani stranieri che frequentano le nostre scuole e quelle che sono non solo le problematiche, ma anche le opportunità che questa presenza dà al nostro sistema scolastico. Un altro breve articolo che tratta questa volta sull'istruzione si focalizza sull'istruzione dedicata agli adulti. Il lavoro è di Alessandra Rosset, dirigente scolastico e reggente del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Pordenone. Rosset traccia quindi un quadro attento alle problematiche degli stranieri adulti che si avvicinano alla nostra lingua. Un altro articolo, un lavoro a più mani dovuto a Laura Rizzi dell'Università di Udine, Michele Gobbato e Loris Zanier dell'Agenzia regionale di coordinamento per la salute e di Antonella Franzo
dell'azienda per l'assistenza sanitaria numero 5 del Friuli occidentale, trattano invece la questione della salute e soprattutto del rapporto degli stranieri con la sanità pubblica. Allora, il titolo del lavoro è Donne straniere e programma regionale di screening pap test. Cosa c'entra la cittadinanza? Affronta un tema molto particolare, quello del rapporto delle donne straniere con questo particolare tipo di analisi e, come dire, rileva quali sono le differenze di approccio delle diverse donne a seconda della comunità di provenienza con la sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia. Questi rapporti sono molto importanti anche per definire, magari in un prossimo futuro, quali sono i metodi più efficaci per rivolgersi alle donne straniere e quindi anche per permetterci, come dire, di impiegare in maniera più efficace e più ragionata i finanziamenti cospicui che noi dedichiamo alla sanità pubblica, tenendo presente quali sono le caratteristiche proprio delle persone che sempre più spesso sono di origine straniera, che si approcciano appunto alle nostre strutture sanitarie. Chiude il volume un breve articolo di Mario Passon dell'Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, che traccia invece alcune caratteristiche dell'imprenditorialità dei cittadini stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia e traccia quindi un quadro di grande interesse su quelle che sono le attitudini, quelle che sono gli interessi, quella che è la forza economica degli stranieri che vivono nella nostra regione, qual è il loro apporto in termini di occupazione, in termini di lavoro, in termini di crescita economica che portano al Friuli Venezia Giulia. Gli articoli sono 5, credo di averli elencati tutti, diciamo ci sono molte curiosità e molte domande aperte, ma anche molte risposte che si possono trovare all'interno del volume. Per chi è interessato a questi temi, consiglio vivamente di leggerlo.